Amici di Verde a Nord-Est, una splendida giornata di primavera, ci troviamo a Rustega in provincia di Padova, poco distante da Campo San Piero, in occasione dell'annuale fiera. Sono in compagnia di Floriano De Franceschi, presidente di ARAV, che qui fa davvero la parte del leone, perché parliamo di allevamento. Presidente, questa è una fiera davvero tradizionale per quanto riguarda l'allevamento. Sì, è una fiera tradizionale, 42 anni, 42esima edizione che viene fatta questa fiera. Questa penso rischi anche di passare alla storia, perché insomma 2 giornate così a Rustega penso siano difficili da trovare nel remoto. Tantissima gente che aggira attorno a visitare la nostra biodiversità, la nostra vetrina di Italia Leva, ma anche ho visto negli spettacoli che hanno fatto tutti i cavalli presenti, insomma, no, nella mostra, che è sicuramente un evento che piace moltissimo a tutti i cittadini. Allora, Italia Alleva che cos'è, Presidente? Lo ricordiamo per i nostri amici da casa perché è un marchio importante. Sì, Italia Alleva è un marchio importante che bisognerebbe tirar fuori sempre più spesso. Cos'è? È una garanzia per il consumatore che il prodotto è italiano, addirittura io direi con una trasparenza, una tracciabilità animale per animale. È un'associazione che nel tempo ha messo in piedi un sistema di software di gestione del mondo degli allevatori, dove può garantire a livello nazionale tutte le produzioni, insomma latte e anche carne volendo, perché sono tutti animali iscritti ai libri genealogici, anche per i cavalli se vogliamo, dove ognuno materialmente può andare a vedere in trasparenza dove è partito, quanta produzione fa, quanta qualità fa. Se pensi che nel sistema, parlando della vacca da latte, sono 2500 capi iscritti a questo sistema a livello nazionale, pensi con 11 milioni di analisi fatti sui prodotti. Allora, grazie a Floriano De Franceschi, presidente di ARAV, buon lavoro. Ci troviamo a Rustega in compagnia di Samuele Gumiero, che è il presidente dell'ASPER, l'associazione che organizza questa fiera. Allora, Presidente, quanti anni ha questa fiera? Allora, la nostra fiera quest'anno tocca il 42esimo anno, è la 42esima edizione che vede l'interessamento di tutti gli animali della zootecnia in particolar modo, dove il cavallo ha la parte di protagonista per i numeri e per la presenza e per l'interesse che suscita, ma anche la collaborazione stretta con AR, l'associazione regionale degli allevatori, ci permette di portare in vetrina anche degli esemplari di Italia Alleva, per cui anche bovini e ovi caprini. Io ringrazio Samuele Gumiero, presidente di ASPER, e continuate a seguirci perché adesso andremo a sentire l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Panno. Con l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Panno qui in provincia di Padova per una delle fiere più importanti dove è presente l'ARAV, dove si parla di allevamento, Assessore. Sì, la base di ogni comunque fiera, di ogni manifestazione in tutti i paesi del nostro Veneto c'è un prodotto agroalimentare, un prodotto dell'agricoltura oppure l'allevamento di qualche animale o qualche animale. Oggi qui a Rustega, che è una delle fiere più importanti appunto dell'Alta Padovana, c'è il mondo dell'allevamento dei cavalli, soprattutto dei cavalli da tiro, quelli che erano i cavalli che un tempo sostituivano i trattori in campagna e che si stanno riscoprendo in questo momento per essere comunque cavalli di una lunga tradizione, ma anche in progetti importanti verso ragazzi magari disabili oppure attraverso la comunque socialità che viene fatta dal cavallo con appunto i cittadini. Dall'altra parte abbiamo, e ricordiamo a tutti che i veneti una volta antichi erano comunque un popolo che aveva una grande tradizione dell'allevamento proprio dei cavalli. I cavalli veneti venivano esportati in tutto l'impero romano e quindi dobbiamo ricordarci le nostre tradizioni. Non per niente a Padova c'è il cavallo di Donatello, quello grande che è nel salone, perché appunto il cavallo fa parte proprio del DNA di noi popolo veneto.
Questa è una fiera che noi come Regione Veneto patrociniamo e sosteniamo insieme a tante altre della nostra terra, perché possiamo dire che oltre la tradizione, oltre i mestieri, oltre comunque la riscoperta delle nostre radici, c'è anche un'economia agricola importante, perché ricordo che il Veneto è tra le prime regioni di produzione agricola italiana, con più di 65.000 imprese attualmente in attività, e se una cosa che possiamo dire, 1/3 dell'economia della nostra regione gira appunto attorno alle attività del primario, quindi assolutamente una grande soddisfazione. Allora, grazie all'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Panna, grazie ai nostri amici a Quattro Zampe qui dietro. Da Arustega è tutto, Verde a Nord-Est continua, continuate a seguirci. Grazie.